Allora, amici bellini, tutto da rifare, nel senso che abbiamo parlato di Lindström che era fatta con lo Schalke, e invece ieri sera per me, cioè di notte, nella vostra mattinata, proprio il mattino all'oro in bocca, si diceva, è uscita l'indiscrezione da parte di Romano che l'affare stava saltando perché c'erano delle cose non chiare e tutti hanno cominciato a fare delle ipotesi. Il Napoli ha cambiato le carte in tavola, tutta una serie di cose. È arrivato il comunicato ufficiale del Napoli e voglio aggiungere una cosa, un dettaglio che forse finisce in copertina, non lo so, per spiegare, perché almeno possiamo fare chiarezza. Comunicazione di servizio, cominciamo. Allora, chissà come eravamo riusciti a convincere qualcuno a prendersi Lindström, ma quello che ci spiega il Napoli è che lo Schalke ha dovuto cambiare le proprie priorità. È un po' quello che il Napoli ha fatto con Quallu, se ricordate l'anno scorso, doveva essere uno di quegli obiettivi perché serviva il vice di Lorenzo, serviva il terzino, ma quando si fa male Lukaku il Napoli deve cambiare rotta e deve investire tutto su Højlund. Questo è quello che ci dice il Napoli, che sta facendo praticamente lo Schalke, e quindi per questo salta tutto. Benvenuti, io sono Valerio Fluido, vi volete iscrivere al canale? È gratuito, cliccate su iscriviti al canale e mi fate una cortesia, così gira l'algoritmo, insomma così. Poi potete anche abbonarvi al canale, perché YouTube dà la possibilità per un mese di abbonarsi gratuitamente, poi mi scrivete in privato e vi aggiungo al gruppo Telegram dove stiamo parlando di tutta una serie di cose. Ci spostiamo per leggere insieme, ci spostiamo da questa parte, il comunicato del Napoli e poi vi do questo dettagliuccio. Perché metto Gosens? Perché è uno dei due infortunati. Andiamo a capire. La SSC Napoli intende fare chiarezza in ordine al mancato trasferimento del calciatore Jesper Lindström allo Schalke 04 a causa dell'inesattezza delle informazioni diffuse a mezzo stampa. Non è scritto benissimo, vabbè, insomma, sono andato in freva che la gente sta ipotizzando un comportamento sleale da parte del Napoli. Dopo che nella giornata di ieri ha avuto luogo, è scritto veramente con i... Allora, no, forse perché io non ho più dimestichezza con l'italiano. Allora, ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, senza che mai fossero messi in discussione i termini economici dell'accordo e le modalità di pagamento. Alle ore 13 di oggi il club tedesco ci ha informato che alcune clausole proposte non erano accettabili. Questa è la prima cosa, che sono loro che hanno detto alcune clausole non erano accettabili. Anche alla luce, questo è il punto chiave, delle mutate esigenze tecnico-sportive conseguenti all'infortunio di due calciatori occorso nel fine settimana, che avrebbe necessitato la modifica delle strategie del mercato. Quindi ci possiamo fermare un attimo e vi faccio vedere questa cosa. Questo è un articolo di 5 ore fa circa su Yahoo Sport, dove io prendo questa parte dove c'è stato un doppio setback per lo Schalke, uno che è Robin Gosens e un altro che è Lindström. Gosens resterà fuori fino a data da destinarsi per un infortunio alla coscia durante l'amichevole vinta 5-0. Tra l'altro fanno delle ipotesi, dice potrebbe saltare several weeks, qualche settimana, non several months, qualche mese, insomma non è gravissimo, però salterà le prossime amichevoli, probabilmente il resto della preparazione, e lo vediamo qui in questa amichevole. Gosens era terzino sinistro titolare, sostituito al 18esimo. Poi tutte le altre sostituzioni avvengono nel secondo tempo, è un amichevole, quindi le sostituisci tutti, però Gosens l'hai perso per infortunio. Però il Napoli ci parla di due infortuni, cioè lo Schalke dice al Napoli abbiamo avuto due infortuni. Diamo il via! 100 anni fa nasceva una squadra. Eh sì, questa sera si accende il suo futuro! Ma ha floppato. Eccoli, Napoli! E sono andato a trovarlo, si è infortunato lui che è terzino destro. Occhio, perché perdono un terzino sinistro e un terzino destro. Io non dico che lo Schalke si viene a prendere fama su, no, nel senso che poi quando esistono delle esigenze, perché lo Schalke non tiene soldi, proprio è notorio che non possono spendere tanto, però probabilmente se hanno fermato l'acquisto di Lindström o quello che doveva essere un prestito, magari hanno problemi anche loro di liste che non possono aggiungere giocatori.
Napoli, non lo sappiamo. Però probabilmente avranno bisogno, dico io, la sparo, di un terzino che possa fare entrambe le fasce, perché questo infortunio qua potrebbe essere un po' più lungo di quello di Gosens. Infortunio alla caviglia destra. Vedete, lui entra, lo vedete qua, lui entra al 46esimo ed esce al 56esimo. E lo Schalke 04 dice: il recupero può essere di several weeks o addirittura possono essere 3 mesi. E dice pure, questo ha avuto un sacco di infortuni pure l'anno scorso, problemi al polpaccio, male. Di conseguenza, tornando al comunicato, alle 13:22 è stata inviata una comunicazione di risposta al club tedesco, cioè il Napoli risponde, con cui loro dicono: avete cambiato le carte, un po' le carte in tavola, ma noi comprendiamo le vostre esigenze. SSC Napoli sarebbe stata disponibile ad accettare la versione del contratto come proposto dallo Schalke. Nonostante ciò, alle 17:32 il club tedesco ha confermato di non essere più interessato in ragione delle mutate priorità nell'allestimento dell'organico, ad evidente dimostrazione delle effettive motivazioni sottese al mancato perfezionamento dell'operazione. Nell'auspicio, e qua c'è il finale con la frecciata, di avere chiarito definitivamente le reali responsabilità del mancato trasferimento del calciatore, SSC Napoli si riserva ogni azione avanti alle competenti autorità finalizzata alla tutela dei propri diritti. Cioè vi denunciamo tutti se vi permettete di dire che è colpa nostra. Al di là di chi è colpa e di che la potete lasciare un like per il lavoro di ricerca estenuante, ci sono voluti 5 minuti. Aiuto, nel senso che siamo anche sfortunati e non è che avrebbe cambiato le sorti del mercato, ma era uno in più che avevi almeno piazzato e non ci dovevi pensare più, e invece deve tornare a casa nel giorno in cui poteva saltare Gutierrez, uno pensa, no? E invece ti salta Lindstrom, dove hai il più grande affollamento, ce l'hai proprio lì a centrocampo, perché c'è Lindstrom, ok, centrocampista è stato provato mezzala, dove comunque c'hai De Bruyne che si è pagato l'aereo da solo per venire al centenario, c'hai Vergara che l'hai rinnovato e lo devi valorizzare, Anghissà, McTominay che si devono smezzare, sono giocatori importantissimi, Gilmour e Lobotka. Non c'è spazio per un Lindstrom, come non ci sarebbe stato spazio per metterlo sulla fascia, dove se sta bene Neres deve giocare Neres, dove sappiamo che comunque giocherà sempre Politano, dove c'è un giovane che è un jolly che in qualche modo deve trovare spazio, Lang che sta facendo il pazzo in allenamento per trovare nuove possibilità, Alisson Santos che è quello che si è comportato meglio nel finale di stagione. Insomma, siamo strapienissimi e quindi non poteva stare né a centrocampo, almeno che Linz non lo metti sulla fascia a lavorare, lui secco che corre, non si può fare. Il problema è che a centrocampo hai anche Cagiasti, hai anche Caiuste, che sono entrambi delle pisciatelle. Non ci sono notizie di questo ragazzo, nessuno interessato, non se ne parla mai, non lo abbiamo mai nemmeno più visto, almeno Lindstrom è stato convocato, si è visto Cagiasti proprio nulla, non si capisce. E il Foloruscio che anche lui sta lavorando con Allegri ed è un mistero assoluto, perché Foloruscio ha dimostrato che tecnicamente le potenzialità di stare in Serie A ce le ha, però evidentemente ci deve essere qualcosa di testa che non funziona, perché non viene poi confermato nelle squadre dove va, le possibilità le ha avute e non si capisce sto ragazzo perché non funziona. Nel frattempo c'è stato un equivoco un po' interessante dove mi hanno taggato amici su X, eccolo qua, Joe Reina, che è uno dei nomi che vi avevo fatto durante il mondiale, perché è un giocatore che aveva potenzialmente ancora più hype di Pulisic quando ha cominciato a muoversi nell'ambito del calcio americano, poi si è perso tra infortuni, tra stagioni sfortunate o insufficienti, ma sto ragazzo ce l'ha e l'ha dimostrato anche nei pochi minuti che ha fatto al mondiale. Certo, non è un giocatore su cui puoi spendere una grande cifra perché non ti dà affidamento, però 3 milioni. 3 milioni è proprio quella scommessina, no? Il cantafalcio, cioè la scommessina. È un giocatore che in potenziale ti può funzionare, ma non ci devi spendere troppo. Fantalab.it/fluido e il fantacalcio ce la vediamo che potete chiedermi i consigli direttamente nell'app. Se volete poi farvi il premium, utilizzate il codice sconto fluido, poi su perimetra di noi. Joe Reina è proprio quel giocatore là. Se devi spendere 3 milioni, per me va benissimo, puoi fare un'operazione che non è esosa e che se ti funziona ti sposta tutti
tutti i tifosi americani nella tua squadra, proprio automaticamente, perché questo ragazzo ha un hype pazzesco, così come tutti i tifosi americani guardano le partite della Juventus in un certo modo perché c'è McKennie, seguono il Milan perché c'è Pulisic, Anthony Robinson al Fulham. Questo poteva essere uno dei nostri americani, ed è un discorso che porto avanti io perché abito qua, però sicuramente Napoli ha altre priorità, come quella di piazzare Lukaku, perché un'altra notizia che è uscita oggi è che Lukaku ha rifiutato il rinnovo. Ora chiedo io, quale rinnovo? Esatto, quale rinnovo? Perché non forse, e qua ipotizzo perché il Napoli fa bene quando fa dei comunicati che ci spiegano nel dettaglio le cose che succedono, così non facciamo ipotesi, non ci buttiamo a casaccio a dire colpa di Manna e colpa di De Laurentiis, Allegri ha bloccato tutto. No, abbiamo capito quello che cos'è. Se poi è una bugia, lo Schalke può rispondere almeno in maniera ufficiale e dire non è vero niente, avete cambiato le carte in tavola, e allora andiamo in tribunale. Non c'è problema. Però è bene comunicare, di modo che io ipotizzo che il Napoli abbia offerto un contratto a Lukaku con un abbassamento dell'ingaggio. Dice vuoi rimanere? Se vuoi rimanere spalmiamo questi 6 milioni in 2 anni, oppure te lo abbassiamo a 2 milioni. Credo che queste siano le cifre. Lukaku ha detto di no. Ok, benissimo, trova una squadra e ci salutiamo in un certo modo. Poi dobbiamo capire noi se vogliamo rimanere con Lucca o se riusciamo a trovare una squadra anche per Lucca, perché lì è una questione proprio al di là di quelle che sono le spese del costo della rosa. Quanto ti funziona Lucca in squadra, quanti gol ti porta. Quindi vedi, io continuo a leggere i pagliacci vesuviani eccetera eccetera, la gente non leggerà, non guarderà questo video. Chi lo farà, almeno noi ci possiamo lamentare di tutte le cose che volete, però nello specifico di questa operazione qua è lo Schalke che ha fatto saltare tutto per i motivi che abbiamo spiegato, per questi 2 infortuni, e Lindstrom non rappresentava una priorità. Poteva rappresentare, come Joe Reina, una scommessina. Dici, in Germania aveva fatto bene Lindstrom, magari riassapora il sapore, l'odore dei krauti e ritorna a giocare bene, non spendiamo niente, facciamo il press. Secondo me adesso hanno la priorità del terzino e vedi che si vanno a prendere Favasuli, secondo me in dirittura d'arrivo da New York. Valerio Fido è tutto, grazie per l'ascolto, grazie per esservi iscritti al canale in massa, gli abbonati e tutte le cose. Fate anche il fatto di Fandalab che ci divertiremo. Domani esce il listone, ci spostiamo tutti su calcio fluido, facciamo una cosa bella, vai!